1944 fu catturato in Castiglione Don Bosco e portato prima nel carcere di San Vittore, in seguito deportato nel campo di concentramento in Austria, dove rimase sino al 5 maggio del 1945, quando fu liberato dalle truppe americane. Giovanni Antonicelli, lei è il figlio di Angelo Antonicelli. Suo padre era un bersagliere che ha avuto una vita particolare, oggi è stato premiato dal prefetto con la medaglia d'oro. Sì, diciamo che partiamo dalla condizione di mio padre bersagliere, che lui veramente ci teneva tanto. Era un bersagliere che era fiero di essere bersagliere. Nella sua esperienza militare, però, oltre ad essere stato un bersagliere, che è stato per i primi anni del suo periodo militare, è stato anche un partigiano del partigianato piemontese che si è arruolato dopo l'8 settembre del 1943 con l'armistizio. Rientrava dalla Francia e si è arruolato volontariamente nel partigianato piemontese, dove era stato anche un caponucleo. Il suo nome di battaglia era Diavolo Nero. Praticamente ha avuto anche delle responsabilità a livello decisionale e anche organizzative. Di fatto successivamente, nel mese di ottobre del 1944, durante un'azione di disturbo ai tedeschi, è stato fatto prigioniero dai tedeschi, è stato portato nel carcere di San Vittore di Milano e dal binario 21, il famoso binario 21 della stazione centrale di Milano, è stato prima portato al centro di smistamento di Bolzano e successivamente con il trasporto 119 di 541 prigionieri, tutti italiani, è stato deportato al campo di sterminio di Mauthausen, dove è arrivato il 2 febbraio del 1945. Quello che ha vissuto a Mauthausen non mi è stato mai riferito da mio padre, a dire la verità. Era un tipo molto, molto taciturno, molto riservato, soprattutto quando si parlava della sua vita come militare. Lei mi raccontava che non ha mai raccontato nulla in vita, sono tutte ricerche che ha fatto lei. Assolutamente, ho fatto 15 anni di ricerche. 15 anni di ricerche sono stati anni in cui ultimamente, chiaramente con il web, sono riuscito a trovare traccia della sua vita e ho ricostruito come un puzzle dal momento in cui è stato fatto prigioniero fin quando è stato liberato nel campo di concentramento di Mauthausen il 5 maggio del 1945. È stato interessante per me aver trovato in casa dopo la sua morte degli oggetti che erano parte sua. Ho trovato la piastrina che lui portava nel campo di ce l'ho qua, la piastrina che lui portava nel campo di concentramento come prigioniero e il foglio di un giornale del 25 giugno del 1945, dove c'era un'intervista molto lucida fatta da un altro prigioniero, dove spiega in modo molto ma molto dettagliato quello che avveniva nel campo di concentramento, ed è come se mio padre mi parlasse. Quindi io l'ho potuto rileggere questa testimonianza fortissima. Dico, questo mio padre mi ha conservato volutamente questo foglio di questo giornale, un unico foglio di questo giornale, quindi quasi che mi volesse raccontare quello che non mi ha mai detto. Forse quello che lui non riusciva a raccontare. Assolutamente no, non l'ha mai detto, non l'ha mai raccontato, ma ci sono state anche tante piccole situazioni che mi hanno poi permesso di seguire un po' il suo percorso storico e che ho ricostruito sino a quando poi è avvenuta la sua liberazione. Mio padre praticamente nel campo di sterminio era già stato deputato al forno crematorio, era già una larva, doveva essere infornato, come cristiano ha accettato l'estrema unzione, era morto praticamente. È stato soltanto un caso che il 5 maggio del 1945 gli alleati americani hanno liberato il campo e lui è stato fortunatamente soccorso dalla Croce Rossa Internazionale ed è rientrato in Italia. È rientrato in Italia il 29 luglio del 1945, pesava 40 kg, significa 80 giorni dopo la liberazione del campo. Era un ragazzo soltanto di 26 anni. La salma di mio padre adesso è tumulata nel cimitero del nostro paese. A Massafra. Grazie.